Voglio cogliere l'occasione del commento alle posizioni assunte in questi mesi da Italia dei Valori e dal Partito Democratico di Capodicasa e di Estervedova in merito appunto al depuratore del villaggio Peruzzo, per dare anche una risposta a Lillo Miccichè. Diciamo, trattiamo l'argomento sinistra. Vedete tra le mie mani questa clessidra. Io sono ben disponibile ad accettare il confronto con Lillo Miccichè sui temi della depurazione, delle tariffe idriche, della politica, di tutto quello che Lillo Miccichè vuole nell'interesse dei cittadini, e sono anche disponibile a pagare io lo spazio, caro Lillo, come tu mi chiedi, ad una condizione: che stabiliamo eguali tempi per trattare gli argomenti. Ci può aiutare questa clessidra e tu puoi scegliere direttamente l'emittente televisiva e il conduttore che più ti aggrada, purché appunto parliamo per minuti eguali. Detto questo, io vorrei tornare alla vicenda del depuratore. Caro Lillo, ci dimostra ciò che sta avvenendo in queste ore, come agisca quella Ausilia Eccelso e come agisca quel Partito Democratico che tu ritieni che siano tuoi interlocutori. Tu, caro Lillo, sei stato protagonista con me delle battaglie contro gli ingegneri Rizzo e Platamone, e forse avrai letto il comunicato del Partito Democratico di queste ore, quello che critica Zambuto per avere bocciato il depuratore del villaggio Peruzzo. In realtà il depuratore lo ha bocciato la sovrintendenza accogliendo le istanze di Legambiente, ma il circolo di Capodicasa e di Estervedova emette un comunicato che sembra uscito paro paro dalla penna degli ingegneri Rizzo e Platamone. Capodicasa, Di Benedetto, Estervedova e il loro circolo prendono le difese ancora una volta degli interessi indifendibili della lobby del depuratore del villaggio Peruzzo, e sono le stesse difese, caro Lillo, che Ausilio Eccelso e sempre Capodicasa, Di Benedetto e il loro circolo avevano preso a novembre, quando Marco Zambuto, mentendo spudoratamente alla città, si era dichiarato certo che si realizzava il depuratore del villaggio Peruzzo. Qui abbiamo Ausilio Eccelso, plaudiva alla scelta di realizzare il depuratore del villaggio Peruzzo lo scorso a novembre. Vediamo anche le dichiarazioni del Partito Democratico di novembre. Anche lì il Partito Democratico era felicissimo di plaudire a Marco Zambuto, che faceva felici Rizzo e Platamone. Oggi Rizzo e Platamone sono scontenti, e con Rizzo e Platamone sono scontenti i loro amici Ausilio Eccelso, Capodicasa, Di Benedetto e il loro circolo del Partito Democratico.